Giacomo Meroni è stato confermato presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. 60 anni, imprenditore edile di Olbia, continuerà a guidare le 7.000 imprese con 20.000 addetti per i prossimi 2 anni. Lo hanno deciso i delegati riuniti sabato durante l'assemblea regionale dell'organizzazione artigiana, che hanno confermato vicepresidente vicario Fabio Mereu, che è anche al vertice nazionale di Confartigianato. Oggi l'artigianato continua a crescere non solo come numeri ma anche come tecnologie. Tutto questo grazie a una norma, un finanziamento, la 949, dove mette in condizioni alle imprese di poter investire in tecnologia e in attrezzatura. Tutto questo è avvenuto grazie a un dialogo con la politica, dove oggi hanno messo circa 120 milioni di euro in 4 anni, quindi noi siamo soddisfatti e oltre 34.000 imprese che fanno artigianato in tutta la Sardegna hanno necessità di investire e quindi ben vengano questi finanziamenti. Tutto questo è avvenuto grazie a un dialogo tra la politica e l'associazione con la Confartigianato. Questo noi dobbiamo continuare a lavorare per poter continuare ad avere un dialogo continuo con la politica, perché questi risultati possano dare vitalità alle imprese artigiane.